Ora in onda Umanitaria Padana Onlus. Bene, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Vi confesso di essere innamorato. Io sono innamorato di Radio Libertà. Sono innamorato perché da anni conosco e apprezzo questa emittente, chi ci lavora, la sua linea editoriale, che è quella di dare la voce per la libertà, perché ricordiamoci che la libertà è un bene che va difeso tutti i giorni, va difeso da delle invasioni importanti e ha bisogno di persone con la testa, con il cuore e con il coraggio. Umanitaria Padana è un'associazione di volontari, una onlus che opera ormai da tantissimi anni sul panorama internazionale con i mezzi che derivano dalla vostra generosità nel 5 per 1000 o da donazioni volontarie, che opera per aiutare le persone povere, le persone bisognose nel proprio mondo. Mentre qualcuno pensa di aiutarle facendo arrivare qui e facendogli fare una vita poi da schiavi, Umanitaria Padana interviene e sostiene tutte le iniziative per poter aiutare i popoli a casa loro. Ma questa trasmissione oggi è dedicata a due altre battaglie di libertà. La prima battaglia, abbiamo una gradita ospite del Movimento per la Vita, perché molto spesso si parla di diritti e molto spesso però questi diritti coincidono un po' con l'egoismo individuale e finiscono per limitare i diritti degli altri. Il cosiddetto diritto alla paternità e alla maternità senza condizioni, che si voleva imporre e far dire sì, noi abbiamo diritto, anche se siamo per esempio una coppia omogenitoriale, ad avere un figlio. E questo però andava contro al diritto delle donne con l'utero in affitto. Poi si è cambiato, perché sapete bisogna cambiare, gestazione per altri, quindi come se fosse in qualche modo un atto di libertà. In realtà è un atto di schiavitù che è stato censurato anche dall'ONU, e su questo c'è stata una battaglia italiana. Ma darei la voce ad Elisabetta Pittino, stimata volontaria del Movimento per la Vita, per parlarci delle ultime cose che sono successe al Parlamento europeo per il problema My Voice, My Choice. Cosa è successo? Ci puoi raccontare le premesse di questa associazione che ha un grande finanziamento, un grande sostegno, e di cosa voleva spacciare per diritto? Senz'altro. Intanto grazie e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, allora, innanzitutto My Voice, My Choice è un'iniziativa popolare europea che è uno strumento introdotto dai trattati di recente, insomma nel 2011. Nel 2012 è stato lanciato uno strumento che vorrebbe avvicinare i cittadini all'Unione Europea. Questo è dovrebbe essere uno strumento di democrazia. Cosa fa l'iniziativa popolare, l'iniziativa ai cittadini europei? Propone, diciamo così, chiede alle istituzioni, al Parlamento, alla Commissione, di poter creare una normativa a tutela di un certo tipo di tematica, argomento, quant'altro. I cittadini sono liberi di chiedere. Perfetto, c'è quindi tutta una procedura che è innanzitutto la proposta, la creazione di un comitato, e poi la proposta, diciamo così, che si intende sottomettere così alle istituzioni. Questa proposta viene esaminata dalla Commissione, perché non si può proporre tutto, ma soltanto quello che rientra nella competenza dell'Unione Europea, e non tutte le cose rientrano nella competenza europea. Una volta che si passa a questo primo allora, andiamo a quest'ultima andiamo a proposta. Esatto, l'ultimo sì, mi stavo dilungando.
Questa, allora, My Voice My Choice, abbiamo detto, è questa iniziativa di cittadini europei che ha innanzitutto raccolto le firme sufficienti, poco più di 1 milione di firme, e quindi è arrivata ai suoi punti finali. Al punto finale è stato quello del 26 di febbraio, cioè l'altro giorno, nel quale la Commissione ha dato una risposta, cosa che è obbligata a fare, positiva, negativa, eccetera, all'iniziativa. L'iniziativa cosa chiedeva? Chiedeva la creazione di un fondo per il meccanismo di un turismo abortivo. Ok, questa è la cosa fondamentale, perché cosa sostenevano, cosa sostengono? Che in Europa, dove, faccio presente, l'aborto è possibile in tutti i paesi eccetto Malta, ok, con differenti, diciamo così, modalità, loro sostenevano che in Europa non c'è abbastanza aborto e che nonostante siamo in Europa non abbiamo abbastanza aborti sicuri, ok? Quindi il loro slogan è la mia voce, la mia scelta, my voice, my choice, quella della donna, per un aborto sicuro e accessibile. Quindi già questo è abbastanza anacronistico, perché in Europa l'aborto non è inaccessibile e comunque di per sé l'aborto non è sicuro, perché non è sicuro per il bambino che è nella pancia della mamma, il bambino o la bambina, e non è sicuro nemmeno per la donna. Ok, questo voglio dire. Quindi, scusami, chiariamo. Allora, ci sono Sì. tutti gli anni ci sono circa 480.000 interruzioni di gravidanza, aborti in Europa, Sì. con legislazioni più o meno favorevoli. Cioè, se oggi una donna in Italia vuole abortire, non c'è nessuno che glielo impedisce, nonostante i finti meccanismi per cui il medico dovrebbe accertare le condizioni, ma evidentemente nessuno si mette di... Questo però voleva essere così un'ulteriore spinta a andare verso un'interruzione di gravidanza oltre i limiti, cioè magari oltre il sesto mese. Sì, allora direi che voleva essere una spinta innanzitutto in Europa a dichiarare l'aborto come diritto, e sono in parte riusciti a farlo, dico in parte perché sono riusciti a far approvare una commissione specifica che è all'interno del Parlamento, che è la commissione FEM, che è quella della parità di genere, eccetera. Questa commissione, prima che ci fosse adesso la pronuncia della Commissione europea, che ha in parte fermato tutto questo e in parte no, il Parlamento, quindi dicevo, tramite la Commissione FEM ha approvato una risoluzione il 17 dicembre nel quale, oltre a dire benissimo, facciamo il turismo abortivo che dice: se tu sei in Europa e nel tuo paese comunque non si può più abortire dopo la tot settimana, guarda, puoi andare per esempio in Olanda, dove si può abortire fino a quando un bambino nasce. E questo viaggio, turismo abortivo, te lo pago io, Unione Europea. L'altra cosa che è stata introdotta in più, e questa era la proposta di legge proprio contenuta in My Voice, My Choice. L'altra cosa introdotta il 17 dicembre dal Parlamento Europeo nella risoluzione è di dire che l'aborto è un diritto, ma l'aborto non è un diritto, ok? Dal punto di vista giuridico sto parlando, non soltanto dal punto di vista etico, eccetera. Quindi questo sicuramente dire, e poi c'è un'altra cosa importantissima, ho dimenticato di dirla, le tematiche della salute e l'aborto è comunque compreso nelle tematiche, e l'aborto ancora di più, oltre a essere compreso, è anche una tematica etica, oltre che di salute, non possono essere oggetto di normativa a livello europeo, perché rimangono di competenza degli Stati membri. Quindi una normativa... Quindi scusami se ti interrompo, riassumendo, se io ho avuto un intervento al cuore, se io avessi voluto, ma no, adesso secondo me c'è un bravissimo cardiochirurgo in Olanda, voglio andare a fare un intervento cardiochirurgico in Olanda, non ci potevo andare, e se ci andavo a mie spese, e col piffero che la comunità europea mi pagava il mio intervento, perché diceva: ma stai a casa tua, secondo me sono bravi. Se invece io voglio andare ad abortire, invece vado in Olanda, fregandomene del fatto che magari al 9° mese
quello è un bambino, almeno fino a quel punto lì penso che anche quelli che dicono che è un grumo di cellule, forse il grumo di cellule sia un po' organizzato al 9° mese, quindi tutto il resto dei problemi assolutamente no. Ma questa cosa qui fa fine, non impegna, è una cosa bellissima. È così? Allora, non voglio dire sul cuore perché francamente questa parte qui non la so, però sì, per esempio non si fa nulla per aiutare la mamma e non è detto che tutte le spese di salute siano coperte a livello europeo, assolutamente no. Ecco, questo è vero. Non so se bisogna poi guardare le normative specifiche, non so se per una malattia al cuore, però è vero questo. C'è questo tentativo e chiaramente è innanzitutto sembra essere un po' una cosa folle nel momento in cui ci sono persone che hanno difficoltà durante la gravidanza, aiutiamole, o tutta la maternità aiutiamola, no? Invece che dare i soldi, pagare per farla abortire. Però in tutto questo tentativo senz'altro è un tentativo contro la donna, oltre che contro i bambini e contro la società, perché è una violenza nei confronti della donna. E seconda cosa è anche un tentativo di prevaricare i paesi, gli stati membri, perché su queste normative non si dovrebbe fare questo. Okay. La Commissione europea cosa ha fatto? La risoluzione, lo diciamo, non ha valore, non è obbligatoria. La risoluzione, diciamo così, è una dichiarazione politica di intenti. Ok, benissimo, meglio, però insomma non è proprio gradevole che ci siano questi intenti in una maggioranza del Parlamento. La Commissione europea, tenendo conto di tutte queste cose, ha deciso l'altro giorno di non dare seguito alla proposta legislativa contenuta in My Voice, My Choice, e questo è un dato positivo perché c'era molta pressione da parte proprio delle istituzioni europee, già solo, come ho detto, delle commissioni, ma anche la Commissione europea stessa era in una sua parte era d'accordo con i contenuti di questa iniziativa popolare, però benissimo. Dice no perché queste sono tematiche che non rientrano nelle competenze dell'Unione ma appunto degli Stati membri, però dice guardate comunque c'è già il Fondo Sociale Europeo, ok? E siccome il Fondo Sociale Europeo si occupa anche di questioni di sovvenzionare le cose di salute, bene, potete farvi dare il denaro nel momento in cui sia necessario per abortire da un paese all'altro dal Fondo Sociale Europeo. E quindi questo non è bello. Quindi dice da un lato no chiaro, ed è positivo, ripeto, perché sicuramente con tutti i sostegni che anche questa iniziativa ha avuto, istituzionali ed economici, insomma era veramente rischioso, perché non sempre le decisioni sono, come dire, libere da ideologie. Ecco, in questo caso sicuramente l'ideologia è stata potente, però dall'altro lato dice benissimo, guardate, è possibile l'utilizzo di risorse già esistenti del Fondo Sociale Europeo da parte degli Stati membri con le legislazioni più permissive per ospitare donne provenienti da paesi con normative più restrittive, il che evidentemente oltre a non essere bello non è proprio giusto. Quindi siamo a una cosa a metà, insomma. Ecco. Bene, Elisabetta, io ti ringrazio per averci aperto uno scenario su quella che è l'Europa, un'Europa che ci vuole sempre più soli, che vuole rescindere i rapporti all'interno della famiglia, all'interno della struttura sociale, all'interno del rapporto madre-bambino, che da un lato si lamenta che c'è un invecchiamento della popolazione e dall'altro crea un mondo di culle vuote. Ora nessuno interferisce su un dramma, quindi parliamo di un dramma dell'aborto che va vissuto però in sostegno, e credo che l'interesse pubblico sia alla fine quello di riempire le culle e non di aumentare il numero dei drammi, dicendo che non è un dramma ma è una espressione di libertà. Quindi grazie Elisabetta, grazie per tutto quello che stai facendo. Do il benvenuto
la saluto, se vuole rimanere ovviamente può rimanere. Do il benvenuto a Pino Morandini, persona nota come ex magistrato, ma come persona molto attiva anche nel campo della vita, con cui affrontiamo la seconda parte di questa trasmissione. Buongiorno Pino. Buongiorno Massimo, un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici e naturalmente anche all'amica Elisabetta e a te con tanta cordialità. Allora Pino, oggi noi ci stiamo concentrando su quello che è un appuntamento, quindi l'appuntamento per le prossime settimane, che è quello del voto per il referendum sulla giustizia. Umanitaria Padana ha dato il suo sostegno al sì, abbiamo già avuto modo di dire come in qualche modo la magistratura si sia messa non solo contro la vita, ma si sia messa appunto su una modificazione dell'umano che non deve essere di competenza in qualche modo della magistratura, perché è preesistente allo Stato. Oggi la famiglia è un bene costituzionale preesistente allo Stato che la sostanzia, e anche la vita dovrebbe essere preesistente, quindi non dovrebbe essere nelle disponibilità dello Stato se non in condizioni di eccezionalità oppure di grave pericolo. Ci vuoi dire, Pino, come la vedi? So che sei intervenuto pubblicamente, cosa puoi dire su questa scelta e su perché tante associazioni cattoliche si sono schierate a favore del sì? Ma hanno fatto, secondo me, le associazioni cattoliche e tutte le persone, sia singole sia associate, che si stanno schierando, si sono schierate per il sì, hanno fatto prima ancora che la scelta, secondo me, per una civiltà giuridica che sia a misura di uomo, si sono schierate per una scelta antropologica, perché come tu dicevi giustamente, molte volte la magistratura, e ahimè devo dire tutte le corti, a partire dal massimo grado, dalla Corte Costituzionale alle sezioni unite della Cassazione, alla Cassazione in varie sezioni singole, eccetera, alla giurisprudenza di merito come tribunali, corti d'appello, ebbene abbiamo miriadi di sentenze che dicono che la magistratura sia debordata dal suo potere, che è quello di soggezione alla legge, di applicazione alla legge, per invadere un campo che non le spetta, che è quello politico, per cui le cosiddette sentenze creative, cioè le sentenze che partendo dal caso singolo hanno addirittura debordato, ripeto, la loro funzione per sostituirsi al legislatore, in qualche caso anche influenzare fortemente il legislatore, ahimè ci sono legislatori che si fanno influenzare, hanno devastato il quadro antropologico. Sentenze, scusami se ti interrompo, ricordo che ci sono sentenze, per esempio sull'affido di un bambino a una coppia omogenitoriale, che sono andate a prendere le leggi del Minnesota. Ora, con tutto il bene che possiamo volere al Minnesota, che però il Minnesota venga a dettare leggi in Italia, mi sembra un filino. È anche disarmante, perché evidentemente contrasta con il diritto internazionale, contrasta con la nostra Costituzione, cioè l'ideologia è arrivata a tal punto per cui ci sono magistrati che si sono permessi di scavalcare la Costituzione, andare direttamente a fonti internazionali, applicando, nel caso che tu ricordavi, una legge del Minnesota, oppure applicando qualche normativa a livello europeo, ma che non ha il potere di incidere sulla competenza legislativa degli Stati membri, che resta degli Stati membri sulle questioni riguardanti i diritti la materia, le materie eticamente sensibili, chiaramente rompendo, violando tutto questo sistema di norme pur di arrivare a imporre la propria ideologia. Questa è, come dire, un debordare dalle funzioni del magistrato assolutamente fuori luogo, ma l'hanno fatto non solo nei casi che tu ricordavi, ma in materia di fine vita,
lo stiamo soffrendo anche in questo periodo, tutta una serie di sentenze della Corte Costituzionale a partire dalla sua ordinanza 207 nel 2018, dalla famosa sentenza 242 del 2019, poi tutta una serie di altre sentenze fino ad arrivare alla sentenza 204, l'ultimissima, con la quale di fatto ha consentito un vero e proprio diritto di morire e il dovere del servizio sanitario non solo di reperire gli ausili, ma di così somministrarli se il paziente che chiede di essere aiutato nel suicidio non è in grado di farlo. Facciamo un esempio, scusami se ti fermo, ma mi aveva colpito, e poi tu sei stato magistrato e quindi non è che vieni dal mondo dell'iperuranio, cioè hai vissuto concretamente. Una delle condizioni della Corte Costituzionale per dire vabbè ti aiutiamo ad ammazzarti era che fosse sottoposto a delle cure, a un sostegno vitale, cure di sostegno vitale. Mi sembra che ci sia stato saltare anche questa. Di sostegno vitale è saltata anche questa perché le cure a cui di sostegno dicono ma no, sostegno vitale, facciamo che è continuativo, quindi una cura continuativa quale può essere? C'era uno anche che voleva morire che era sottoposto a massaggi, per cui siamo passati dalla prima sentenza della Corte Costituzionale che ha aperto il primo buchino, che ha detto no vabbè ascolta però adesso che non sta bene che uno venga ammazzato così di punto in bianco, perché poi se no andiamo come in Canada dove se sei un barbone ti fanno anche fuori. Ma devi avere delle cure, un sostegno vitale, quindi una mascherina, oppure non parli così. No, ma facciamo che è continuativo. Beh, ma facciamo che anche se tu ti devi fare dei massaggi è una roba terribile, per cui puoi anche morire. Sbaglio? Ho detto una castroneria? Cosa dici? No, hai detto giustissimo, ma questo riprova, come è accaduto con l'aborto, che quando tu apri un pertugio, poi questo, evidentemente nel nome della famosa autodeterminazione, la quale secondo loro prevale sul diritto alla vita della persona fragile, nonostante la Corte abbia più volte sentenziato che il diritto alla vita, che l'autodeterminazione del soggetto non può prevalere sul diritto alla vita, è andata via via interpretando estensivamente. Per esempio sono stati considerati trattamenti di sostegno vitale ai fini di non punire chi ha aiutato il suicidio, un'assistenza permanente, come tu ricordavi, questo l'ha detto la Corte d'Assise di Massa, oppure la semplice somministrazione di farmaci ordinari. Io che prendo farmaci per via delle mie patologie sarei in questa fattispecie, l'ha detto il Tribunale di Perugia, addirittura massaggi, tu lo ricordavi, l'ha detto il Tribunale di Trieste, oppure, ecco anche qui il punto, patologie in stadi non terminali come la SLA, e questo l'ha detto, ahimè, il Tribunale di Milano. Cioè c'è una costante riscrittura delle norme, sottolineo, da parte di chi non può riscrivere le norme, perché il potere giudiziario, che fra l'altro non è un potere, si è atteggiato e si sta atteggiando come potere, ma la Costituzione parla di ordine giudiziario, non di potere, il che è significativo. Qui Rosario Livatino, il beato Rosario Livatino, avrebbe molto da insegnarci. E quindi, voglio dire, un po' alla volta, sul fine vita, per l'appunto, il pertugio è diventato sempre più vasto. Per cui di fronte a uno che prende i suoi farmaci ordinari, addirittura che ha bisogno di massaggi per la sua sopravvivenza, questa diventa una fattispecie tranquillamente applicabile per legittimare il suicidio assistito. Cioè, se questo non è sovranismo giudiziario, che cosa è? Naturalmente, ancora una volta, a scapito dei più deboli e dei più fragili. Ed evidentemente dobbiamo dire che uno dice beh ma uno ha fatto questo giudizio ma sicuramente ci sarà qualcuno che lo corregge o magari lo punisce, perché uno non si può inventare le leggi. No signori, perché il Consiglio Superiore della Magistratura, che dovrebbe essere quello che in teoria interviene dal punto di vista disciplinare o per correggere, oppure se tu fai delle sentenze da matto tutta la vita, beh ascolta, magari non ti faccio diventare
presidente del tribunale. No, perché il meccanismo del Consiglio Superiore della Magistratura è un meccanismo fondamentalmente di scambio. Io ti chiedo il voto al pubblico ministero, il pubblico ministero chiede il voto a me e ci chiediamo il voto a tutti, poi siamo della stessa corrente e cane non mangia cane, e se tu fai la sentenza così sui massaggi, primo nessuno ti viene a mettere sotto, nessuno ti corregge, e quindi allora possiamo dire, adesso siamo in chiusura, agli ascoltatori, a quelli che guarderanno, di fare proprio interesse, perché attenzione che quando adesso facciamo fuori quelli con i massaggi e va bene, ma in un futuro potrà arrivare anche che non dovrai neanche più chiederlo, perché da alcune parti, tipo in Belgio o nei paesi in Olanda, non viene più chiesto se tu vuoi morire, viene deciso in qualche modo che per il tuo bene, visto che tu soffri moltissimo con questi massaggi, lo Stato decide di finirti. Ecco, quindi un freno a questa magistratura che è contro i diritti fondamentali, che è contro la vita, va messo, e quindi un sì scritto, forte e chiaro va messo. Pino, un'ultima considerazione e un saluto da parte tua. Ma molto volentieri un cordialissimo saluto a tutti gli ascoltatrici e gli ascoltatori. Faccio solo presente che questo sì non è solo per un giusto processo, e già basterebbe, proprio garantendo il cittadino dell'imparzialità del magistrato giudicante, che molte volte per le commistioni che tu dicevi tra PM e magistrato giudicante non ci sono, ma è un sì per l'umano. Perché ancora una volta chi ci rimette su queste frontiere delle sentenze creative sono le persone più fragili, e questo veramente è un sì per una civiltà che rimetta al centro il fragile e investe le sue risorse personali e finanziarie a loro tutela. Bene, grazie a Pino Morandini, grazie a Radio Libertà, auguriamo una buona giornata e una buona domenica a tutti. Grazie. Avete ascoltato